Benvenuti a Mendicino, la città, siamo in provincia di Cosenza che cerca di abbracciare l'antico borgo. Nell'antico borgo vivono più o meno 1000 abitanti, la città ne conta 10.000. Come si vuole far rivivere il borgo? Ci sono delle azioni messe in atto che vi faremo raccontare dai protagonisti. Vi dico solo che è una città da visitare, una città dalle 1000 risorse, una città che sta sperimentando davvero come si possa fare turismo in modo diverso e come dalla Calabria si possa parlare al mondo. E con noi, e cominciamo da lui il racconto, perché una delle misure per far sì che l'antico borgo non si spopoli parte proprio dall'amministrazione comunale, che ha deciso sostanzialmente di non far pagare le tasse alle aziende che si insediano nella parte antica della città. Sì, una delle misure che abbiamo realizzato in questi anni è stata quella di detassare per 5 anni tutte le nuove attività commerciali, perché pensavamo che un paese, un borgo può vivere se ci sono dei servizi, e questo l'abbiamo accompagnato con tutta una serie di iniziative che abbiamo fatto all'inizio di questo percorso, che è stato costellato di tante attività. Penso ad esempio a tutta l'azione che abbiamo fatto sulla bellezza, sul decoro, sull'illuminazione dei vecchi palazzi come quello dove siamo ora, a Palazzo Campagna, delle chiese antiche, del nostro Duomo di San Nicola, la Torre dell'Orologio, l'impegno perché nelle piazzette ci potessero essere i ragazzi a giocare e non più le macchine, il verde pubblico, i fiori, le piante. Quindi questa è stata un'altra parte di un ragionamento più complessivo. Terza parte è stata quella di dare una visibilità alla nostra città, e quindi non finirò mai di ringraziare il prefetto di Cosenza, il ministro dell'Interno e il presidente Mattarella, perché dal 2016 Mendicino è anche città. E poi ripartire dal passato per guardare verso il futuro. Abbiamo deciso di puntare sulla nostra tradizione più antica. Mendicino è oggi rinomato come il borgo della sete. Quindi Certo, e quindi si ricomincia da qui, però noi vorremmo, ringraziamo il sindaco Antonio Palermo che resta con noi perché ci deve dire ancora tante cose su come questo borgo riparte e su come coinvolgere anche i cittadini, perché non è facile. Lui diceva: abbiamo intanto fatto sì che le aziende, alcune aziende tornassero nel centro storico. Probabilmente da casa state vedendo le immagini della piazza di Mendicino, proprio lì sono nate alcune di queste piccole aziende che prima non c'erano, vero sindaco? sì, la piazza 5 anni fa aveva purtroppo, come succede a molti centri storici, tutte le saracinesche abbassate. Per quello che vi ho raccontato e queste azioni diverse che abbiamo messo in campo, tutte convergendo verso il grande tema di far sviluppare il nostro centro storico, oggi abbiamo le saracinesche praticamente del centro storico, della piazza in particolare, tutte rialzate, e molti giovani, che è la cosa più bella, hanno deciso di venire a investire. Quindi abbiamo un nuovo alimentare, abbiamo un nuovo ristorantino, una nuova pizzeria, abbiamo da qualche settimana una nuova farmacia che nei centri storici è quanto mai importante, perché nei centri storici, come si sa, vivono anche molti anziani, oltre a questi giovani che non finirò mai di ringraziare, hanno deciso di venire a investire. E quindi sul fronte dei servizi, certo ci vogliono delle risposte, Mendicino sta cercando di darle, però i centri storici funzionano anche e soprattutto se arrivano i turisti. Oggi va molto di moda il turismo lento, si può fare, a Mendicino è stato fatto. Francesco, tu hai deciso di ristrutturare alcune case antiche, sostanzialmente qui c'è l'albergo diffuso. Diciamo di sì, è un'idea a progetto che pian piano sta prendendo corpo. L'idea è quella di fare in definitiva un albergo diffuso. Per il momento siamo a qualche immobile che stiamo recuperando, restaurando, e l'idea a progetto è di fare queste case intrecciate, no? Che è questa idea imprenditoriale che ci porterà
spero a breve a un numero di posti letto congrui da poter offrire ai turisti. Ci sono già delle richieste, avete già ospitato dei turisti? Eh sì, perché abbiamo un bed and breakfast, la Casa Torre, già da 10 anni che è attivo insieme ad altre 6 B&B che nel centro storico, ma anche nelle periferie, funzionano già da tempo. E altri immobili li stiamo avviando, io personalmente in questo momento ho 11 posti letto in 3 immobili. Cosa cerca il turista qui a Mendicino? Tra l'altro dobbiamo ricordare che al di là della bellezza, e spero che le immagini girate stamattina dal nostro operatore Mario Scarpelli possano essere davvero ammirate da tutti voi che ci state guardando da casa. Dicevo, c'è la vicinanza anche con la città e questo valore aggiunto per chi vuole scommettere sul turismo come sta facendo lei. Però i turisti cosa le chiedono, cosa cercano? E allora, innanzitutto c'è quello che diceva lei prima, la vicinanza all'imbocco dell'autostrada, essere sugli smartphone, sulle app, quindi ti trovano e vengono a dormire anche passanti occasionali. E la cosa molto più interessante è l'esperienza, la ricerca dell'esperienza, e noi vendiamo esperienze. All'interno con i turisti facciamo tantissime attività, dal Museo Dinamico della Seta, ma anche far vivere le cose all'interno delle nostre case, cioè fargli cucinare, farle mangiare le cose nostre, e quindi vivere l'esperienza a 360 gradi. Quindi se venite a Mendicino potete cimentarvi nella pasta fatta in casa. Sì, c'è un tour operator con cui collaboriamo che sta vendendo in questo momento un pacchetto che si chiama A pranzo a casa di Francesca e Lucia. Quindi vedete come le persone poi cercano davvero un modo diverso di vivere la vacanza. Si viene di più in inverno o in estate a Mendicino? E allora, l'estate un po' meno, diciamo che l'estate c'è più un turismo di ritorno, qualche immigrato che ritorna e quindi che ci chiede ospitalità. Noi abbiamo delle richieste più nella primavera, tarda primavera, ma anche e soprattutto nell'autunno. Certo, quindi insomma ogni stagione va bene perché poi tra l'altro qui siamo in collina, quindi si possono vivere bene davvero tutte le stagioni. Qui vicino a me c'è Lucia, parlavamo del Museo della Seta perché anche qui abbiamo delle immagini bellissime, prego il nostro Enzo Leonetti di mandarle in onda perché la seta è sostanzialmente l'emblema di Mendicino, la storia di Mendicino parla della seta, se voi potete e vi invito a farlo, una passeggiata all'interno dei vicoli che sono davvero suggestivi di Mendicino troverete dei bozzoli, no? Che rappresentano la seta, un museo che non è solo guardare al passato ma anzi proiettarsi nel futuro. Sì, abbiamo innanzitutto i musei della seta perché ce n'è uno dell'Ottocento, molto bello, e un altro del 1915. Sono dei gioielli veramente di cui andare fieri perché sono l'unico esempio di museo in Italia probabilmente con l'aspo piccolo, cioè l'aspo piemontese, che sono stati distrutti in altre parti d'Italia, soprattutto in Piemonte, là dove sono nati, e sono rimasti a Mendicino grazie alla come dire, sensibilità della famiglia Gaudio, del senatore Gaudio, uno degli attuali proprietari e rettore della Sapienza di Roma, che hanno conservato, soprattutto per quanto riguarda il Museo Dinamico, questo museo intatto che può essere utilizzato, proprio si potrebbe filare la seta, e infatti con i bambini, ma anche è aperto a tutti chi vuole fare questa esperienza di trattura della seta, è un'esperienza antica, si può vedere come dal bozzolo nasce questo filo di seta. Non solo, con la nostra associazione Erbanetta che gestisce il museo facciamo anche dei laboratori esperienziali di tessitura, ma non la tessitura di Longobucco, quella insomma di cui abbiamo peraltro dei bellissimi esempi di collaborazione, abbiamo anche delle cose, degli oggetti, dei filati di Longobucco, però facciamo dei filati anche con del materiale di riciclo.
e quindi c'è il connubio, siamo proiettati verso il futuro, perché questo sarà il futuro, riciclo di fili, di tessuti, ma riprendiamo anche la tradizione antica delle pezzare, quando si utilizzavano i vestiti vecchi dismessi per rifare, per dargli vita nuova per altri usi, tappeti, altre cose. Però anche col connubio con la seta, e quindi si spera di, come dire, di evolverci come museo, non solo come museo ma anche come una piccola industria, dei piccoli laboratori artigianali. Quindi l'antica Filanda è tornata ad aprire, insomma. Sì, senz'altro, dico di sì. Il nostro spazio è aperto a tutti, e chi vuole fare anche per esempio esperienze di letture di libri oppure di riunioni, magari fatte in un ambiente veramente unico, veramente bello. Insomma, come vedete, tra l'altro nel territorio del Cosentino c'era davvero un'antica tradizione legata alla seta, dappertutto si coltivavano anche in casa i bacchi da seta, poi arrivavano, vero, nelle filande per appunto tutto il processo che ne doveva necessariamente scaturire. E parliamo ancora di attività che danno respiro, che fanno vivere, perché un centro storico vive attraverso le attività e vive anche attraverso le persone che decidono di tornare. Santino, Sì. lui ha una bellissima storia perché ha studiato a Bologna, lavorava a Bologna, ha deciso di tornare nel centro storico di Mendicino, ristrutturare casa e ricominciare da qui. Esatto. Perché? Una Io- scelta al contrario. Una scelta al contrario, in realtà è stata una scelta fatta in due con mio marito, lui bolognese, siamo scesi giù a Cosenza, ho preso casa a Mendicino perché io sono innamorato della pietra rosa di Mendicino, è famosissima Mendicino per la sua pietra, e abbiamo scelto una casa al centro storico perché è una casa che ha la pietra, non la devo andare a cercare. Poi c'è l'attività di ceramica di mia sorella, dove con mio marito siamo riusciti a implementare questo servizio. E in più io lavoro a Lamezia, quindi la comodità sarebbe trovare casa a Lamezia, ma voi che avete fatto le riprese nel paese sapete che è un paese bellissimo, abbiamo la montagna Monte Cocuzzo, che è una delle montagne più belle della costiera tirrenica. E come si fa a dire no a Mendicino? Dopo 14 anni il cuore ha avuto il sopravvento sull'economia, quindi avendo la possibilità di scendere, trovare lavoro con un concorso, per amicizia con il mio sindaco, che lo conosco da quando era bimbo, siamo cresciuti insieme, sono tornato a Mendicino. Sono partito da solo, siamo tornati in due. Benissimo, e questa è la storia di Santino che ha deciso di tornare, non è il solo a dire la verità. Antonio, anche tu hai fatto questa scelta e insomma c'è chi fugge dai centri storici, invece c'è chi torna, e ci fa molto pensare il fatto che siano dei giovani che decidano di ritornare nel centro storico. Io, a differenza di Santino, non mi sono mai mosso da Mendicino, a parte andare qui al lavoro a Rende, quindi da buon mendicinese doc ho preferito rimanere nel mio paese, ho sempre vissuto qua, i miei genitori sono anch'essi di Mendicino, quindi ho acquistato una casa proprio a 100 metri dal comune che stiamo ristrutturando e che presto ci trasferiremo poi là. Quindi cerchiamo di invertire un po' la tendenza, a dispetto di tanti nostri coetanei, come si vedeva nel periodo natalizio, dovevano abbandonare familiari, case, città per trasferirsi al nord, come ha fatto anche Santino, che appunto ce l'ha raccontato lui stesso, e andare a cercare fortuna altrove. Cerchiamo di invertire la tendenza e restare qui e dare un po' di lustro al nostro paese e anche alla Calabria, naturalmente. Io con te parlo anche di una cosa, insomma, che si dibatte, è più difficile partire o restare? Per te è stato più difficile restare? Eri attratto oppure no dal partire? È stato sempre un pensiero che mi è balenato in mente, però diciamo che sono due scelte coraggiose, poi dipende dal coraggio che c'ha uno, se ha più coraggio a restare o più coraggio a partire, quindi io diciamo che ho avuto coraggio e forse anche la fortuna di poter restare nel posto in cui sono nato, cresciuto e in cui vivo adesso.
Certo, l'idea è quello di come dire, far sì che questo centro diventi sempre più attrattivo, che altri seguano il tuo esempio. E speriamo che sia un esempio che possano seguire anche altri giovani, perché Mendicino comunque è un paese che può offrire tanto, sta piano piano risorgendo dalle ceneri, anche all'aiuto dell'amministrazione comunale, del nostro sindaco, che comunque si stanno prodigando in questi anni per dare, diciamo, per far ritornare Mendicino allo splendore di cui godevano un tempo, con una piazza bella vissuta, le attività commerciali che c'erano un tempo e che stanno ritornando, quindi è con i giovani che ritorneranno a vivere questo paese. Un'ultima domanda ti voglio fare rispetto proprio alla scelta del centro storico. Molti pensano che sia scomodo vivere in un centro storico, no? Molto spesso si sceglie la città o una zona, insomma, più comoda con il parcheggio, dove avere tutto vicino, il centro storico dove poter parcheggiare la macchina magari sotto casa. È proprio una domanda ricorrente da quando ho acquistato casa. Uno, perché proprio dove c'è casa adesso, che stiamo ristrutturando, non c'è un parcheggio, quindi tutti mi dicono, mi sei preso la casa lì, non c'è il parcheggio, ci sono le scale, ma io ho sempre risposto che comunque camminare fa bene. Poi sono cresciuto in case in cui le scale ci sono sempre state, quindi, e poi io personalmente in un appartamento non ci potrei mai vivere, perché ho sempre vissuto in una casa grande con i miei spazi, e quindi, come si dice, a ciascuno il suo. Per me va benissimo così a Mendicino, non lo cambierei con niente io. Certo, e poi voglio dire, nelle piazze, nei vicoli si incontrano le persone, si parla, insomma, la vita del paese è una vita diversa, è una vita che qui è palpabile perché c'è molta sintonia tra le persone. Christian, cercavo proprio te, tu hai deciso invece di scommettere sul tuo futuro, il tuo futuro l'hai visto qui con un'attività commerciale. Ho deciso di investire, ma soprattutto ho realizzato un sogno, perché il mio sogno era di aprire una piccola bottega, un negozietto in un centro storico. Qui ho trovato sia l'amicizia dell'amministrazione comunale, perché mi è stata vicino dall'inizio, come dicevate prima, oltre agli incentivi, sì, che sono importanti a livello economico, la spazzatura, l'acqua, tutte quelle agevolazioni economiche, ma comunque ho trovato un amico, un sindaco che comunque conoscevo poco, ma che si è messo subito a disposizione dicendomi: chiamo io il proprietario, vediamo cosa possiamo fare, ti indirizzo io, perché io ero comunque sconosciuto. È vero che dalla parte paterna ho, diciamo, una storia qui, che mio padre è di qui, però ho sempre vissuto nel capoluogo, quindi ora di ritrovarmi qui mi ha fatto molto piacere e spero un domani di comprare casa anche qui. Dico la verità, vivendo da sempre in un condominio, ora ho assaporato questa aria di paese, di amicizia, di vicinato, e quindi spero di comprare anche casa qui. Ci sto provando, ecco. Speriamo di realizzare anche quest'altro sogno, oltre a quello del negozio, che spero che sia stato comunque gradito a tutta la cittadinanza, visto che abbiamo già in un anno creato una piccola clientela, un servizio per le persone anziane, portato le spese, l'acqua, il pane. Perché nel tuo caso c'è proprio questo rapporto umano che contraddistingue, no? Il tuo è quasi un servizio sociale, tra virgolette, perché come dicevi, per le persone anziane voi portate la spesa a casa, poi magari ascoltate anche, cioè ci sono dei legami che si creano che in città non ci sono e che comunque altrove è difficile da instaurare. Sì, infatti molte volte porto l'acqua a costo zero, gratuito, però la gente, il cioccolato, il caffè, prendi questo, siedi qua, parliamo, è comunque un dialogo continuo che a me fa piacere, quindi ho apprezzato molto anche questo aspetto. E la gente mi sembra che abbia apprezzato pure, perché se continua a volerci bene, tra virgolette, a chiamarci, ad accoglierci, perché è proprio un'accoglienza in casa che si nota, è molto gradita da parte mia e da parte loro. Certo, e sul fronte invece economico l'attività va bene perché poi tu devi fare anche dei conti. Certo, stiamo creando, diciamo, un qualcosa che all'inizio è difficile, perché un anno e 2 mesi poco che siamo lì. Ora con la farmacia e le altre attività abbiamo creato anche una sinergia, perché comunque ci aiutiamo a vicenda, ci scambiamo anche i clienti, tra virgolette, certe volte, ci consigliamo a vicenda, e ancora stiamo facendo le basi, però mi sembra che le basi siano positive, siano solide, quindi stiamo creando qualcosa che secondo me si potrà, diciamo, stabilizzare definitivamente qui.
Certo, e quindi come vedete si può fare, l'idea è questa, si può fare, un centro può risorgere, ci vuole tanta buona volontà ma tanto entusiasmo e le condizioni, creare quelle condizioni per far sì che i servizi restino nel centro storico. Sindaco, ho bisogno di lei perché noi dicevamo, abbiamo analizzato quella che è stata una, no, delle direttrici che ci porta al risorgere, così diciamo, del centro storico, però ce n'è un'altra. Noi siamo in questo bellissimo palazzo storico, questo è Palazzo Campagna, tra l'altro proprio qui ogni estate si tiene una rassegna letteraria, insomma questo è diventato il punto di riferimento culturale per Mendicino e così in tanti lo hanno conosciuto, lo hanno apprezzato, lo hanno visitato all'interno. Magari poi prima della fine della trasmissione entreremo anche noi. Dicevo, l'altro elemento per lo sviluppo è stato quello culturale, quello di creare degli eventi. Sì, prima ho ricordato l'elemento della bellezza, il decoro, poi ho ricordato ora anche con le loro belle interviste quello della ospitalità, del turismo, delle attività commerciali, di persone che hanno deciso di venire a stare nel centro storico. Terzo elemento su cui abbiamo lavorato molto e anche qui non è stato semplice perché un amministratore che decide di impegnarsi per il centro storico sa che va comunque incontro a delle difficoltà, perché appunto cambi gli stili di vita se vuoi mettere in campo una strategia di lungo periodo e di sviluppo e non tutti sempre sono pronti ad accogliere positivamente ciò, ma nonostante questo noi siamo andati avanti, sul tema della cultura ci siamo impegnati molto con tanti eventi. Sono contento che qua ci sia anche Margherita che ha organizzato in questi anni Libro a Palazzo, c'è Rossella che sui temi del turismo e delle attività produttive mi sta dando una grande mano, c'è il Presidente del Consiglio, c'è Nathalie, quindi è un'azione di tutta un'amministrazione. E sul tema della cultura stavo dicendo, una delle cose più importanti che abbiamo fatto è ripartire dalla storia. E quindi dalla storia della seta e mettere in campo un festival che si chiama Radicamenti e che quindi voleva appunto significare il fatto che se noi guardiamo al futuro dobbiamo radicarci nel nostro passato. E adesso arriviamo a Radicamenti, però da qui vediamo una bellissima torre dell'orologio. So che Mario stamattina l'abbiamo ripresa, però prima di parlare della torre dell'orologio e di farvela vedere ci sono pochi istanti di pubblicità, restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ci eravamo lasciati sulla torre dell'orologio. Sindaco, la stiamo vedendo da qui, da Palazzo Campagna. Cosa vuol dire? Che storia ha e soprattutto per chi vive in questo paese che simbolo è? Sì, è un simbolo identificativo del nostro centro storico. Ti racconto una cosa simpatica: ogni anno quando facciamo Libro a Palazzo ovviamente vengono grandi scrittori da tutta Italia, Carmine Abate, Gioacchino Criaco e tanti altri che sono venuti, e visto che vivendo nelle grandi città non sono più abituati ad ascoltare alcuni tipi di rumore, capita spesso che la nostra torre, che fa un rintocco ogni quarto d'ora, disturba il silenzio del racconto dello scrittore, quindi tutti restano molto sorpresi perché ormai ci siamo disabituati a tutto ciò che era invece la nostra vita naturale fino a un secolo fa. Certo, certo. E a proposito di cultura, parlavamo di Radicamenti, questa rassegna di cui è direttore Checco Pallone. Allora, Radicamenti nasce da questa forte identità di raccontare un territorio attraverso le arti. Sì, la necessità è quella appunto di far rivivere la tradizione che ormai, diciamo, in Calabria forse è la regione che
ha più dimenticato un po' la tradizione. Il tentativo è stato quello di farla riemergere. La logica è stata quella però di metterla in comunicazione con le altre tradizioni, quindi l'integrazione con altre culture. E ricordo che il primo anno che abbiamo fatto nella versione invernale con un freddo micidiale, praticamente qui in questo Palazzo Campagna, abbiamo messo le diverse religioni che cantavano i canti tradizionali. Quindi, come dire, uno sguardo a tutto tondo sulle tradizioni, non solo musicali intesa come tarantella, ma anche la tradizione culturale propria di ogni paese. Abbiamo ospitato le tante culture che sono presenti oggi nel nostro territorio, quindi dagli africani agli indiani e così via dicendo, russi. Quindi la tradizione vissuta per scoprirla ancora meglio, per riappropriarci di questa tradizione a confronto con le altre. Questo credo Quindi che sia questa è il tentativo. l'originalità, insomma, Sì, e anche questo la carta vincente di è il questa tentativo. Io credo che a me è successo tante volte come musicista, suonando con chi suona strumenti che vengono da altre culture, ti riappropri del tuo stesso strumento, perché reinterpreti un linguaggio mettendolo in comunicazione con altri, quindi ti riappropri tu stesso della tua identità, ed è un fatto fondamentale, credo. Assolutamente, cultura significa interscambio non soltanto di idee, ma appunto di visioni, ma anche di economie. E nella cultura c'è tanto teatro. A Mendicino c'è un teatro comunale, tra l'altro credo che lo possiate vedere nelle immagini. Mario Massaro ne è il direttore. Che funzione ha il teatro in una città come questa? E anche come dire, nella rinascita del centro storico ha una sua funzione o no? Ha avuto un suo ruolo? Assolutamente sì, il teatro è di per sé un presidio di civiltà e all'interno del teatro si raccontano delle storie. Noi abbiamo già realizzato diverse rassegne teatrali e siamo passati da gente molto famosa come Paola Minaccioni, piuttosto che artisti internazionali come Paolo Nani, fino ad attori emergenti o comunque semisconosciuti che però hanno un grandissimo successo nazionale e sono vincitori di premi. E poi il teatro non è solo una stagione teatrale, ma è un insieme di progetti. Noi all'interno del teatro, che abbiamo chiamato come residenza artistica multidisciplinare, abbiamo varie discipline e vari progetti. Uno di questi che mi piace ricordare è quello con il FAMI e l'Associazione Partecipazione, che è un progetto di integrazione dedicato ai minori stranieri non accompagnati, e un altro progetto proprio stamattina è stato l'operatore anche riprendere un po' i ragazzi della scuola che sono venuti a vedere uno spettacolo sulla Shoah, proprio per tramandare un ricordo importantissimo alle nuove generazioni. Certo, quindi la cultura, si può fare cultura anche nei piccoli centri e mandare i messaggi che non sempre devono arrivare da fuori, ma dalla periferia forse c'è anche più creatività. La cosa che ti voglio chiedere è che spesso si dice con la cultura non si mangia, allora la domanda è anche per Checco Pallone. Qui invece in un territorio piccolo, in un comune minuscolo, un teatro, la stagione, le attività, ecco, si riesce invece a produrre economia? Sì, si riesce a produrre economia. Innanzitutto per noi siamo un'associazione culturale senza scopo di lucro, quindi chiaramente cerchiamo di vivere col nostro lavoro. Il comune mette a disposizione uno spazio ed è importantissimo anche già solo questo. Poi si cercano di fare gli spettacoli, si cerca di far venire anche gente da tutto il territorio calabrese. Noi abbiamo avuto persone che sono arrivate da Reggio Calabria addirittura per vedere le stagioni, quindi siamo molto felici di questo. Si può creare economia perché le persone rimangono nel centro storico, magari cenano, fanno la cena dopo spettacolo, fanno l'aperitivo, insomma si può creare, come è stato anche con Radicamenti, una sorta di circuito culturale anche in questo senso. Certo, qui mi sembra che si stia vivendo una bella avventura, no? Tutti insieme attorno a questo centro storico affinché
si torni, affinché ci torni la vita, ma affinché si riviva appieno la vita in tutti i suoi colori, la vita in tutte le sue sfumature, e ne abbiamo sentite tante questa sera. A proposito ancora di arte, perché poi l'arte ha diverse sfumature, ha diversi linguaggi, ma anche tu con i bachi, no? Ti sei fermata soprattutto su quello che è la seta. Tra l'altro ricordo Sirico, questo mini filmato, questo cortometraggio che è stato tanto votato sulle piattaforme online, e cito questo esperimento perché vedete come il passato e il futuro a un certo punto si incontrano, no? E c'è quasi una strada parallela per cui l'uno non può andare senza l'altro, come un binario che porta lontano. Certo, Sirico è stata un'esperienza di metamorfosi proprio di una serie di associazioni del territorio che con il patrocinio del comune di Mendicino hanno appunto fatto in modo che ci fossero queste metamorfosi sul territorio. Nasce dall'idea di un'associazione che è quella Maschere e Volto, che ha diciamo, sviluppato una serie di progetti dall'associazione teatrale nascente I Bachi APS alla storia del webisode, cioè uno strumento di comunicazione sociale che è un episodio web che fa parte di una serie proprio che si chiama Metamorfosi, ed è la storia dell'integrazione sociale e dell'inclusione di extracomunitari, in particolare di un siriano che proprio per una similitudine anche di nome onomatopeica, no? Siricu, che rappresenta sia il bozzolo e sia rappresenta il siriano, ha una storia da raccontare, quindi al suo interno ha una serie di vicende e il percorso del bruco, del baco da seta, che attraverso le diverse metamorfosi e le diverse mute si trasforma poi in crisalide e falena. E a proposito di integrazione, c'è un progetto importante proprio nel centro storico di Mendicino dedicato all'accoglienza, il progetto Fami. Allora, quanto i migranti aiutano e hanno contribuito a far sì che questo centro storico diventasse, insomma, palpitante di vita? Beh, credo molto. Il progetto, diciamo, è un progetto di integrazione finanziato dal Fondo Fami, è un cofinanziamento dell'Unione Europea e del Ministero dell'Interno. Il soggetto beneficiario è il Comune di Mendicino, è un orgoglio per questo territorio perché è l'unico comune del sud che si è aggiudicato questo finanziamento, e coinvolge i minori stranieri non accompagnati che risiedono nelle strutture SPRAR dell'Interland cosentino, e il progetto si chiama L'arte di conoscersi in cantiere. Il soggetto attuatore è la partecipazione Onlus insieme alla Portacenere. Vengono svolti delle attività laboratoriali, c'è un progetto appunto di integrazione attraverso l'arte, quindi attraverso laboratori di pittura, laboratori di teatro. Un paio di mesi fa abbiamo portato in scena su vari teatri della regione Calabria uno spettacolo dal titolo La pace di Aristofane. È stato un grosso successo, un grosso orgoglio per noi e credo anche per l'amministrazione comunale. Quindi l'integrazione è stata facile o è stata difficile in questo territorio? È stata facile, credo che il territorio fosse pronto per accogliere stranieri, ecco. Penso. Bene, e quindi abbiamo scoperto anche Mendicino città dell'accoglienza. Abbiamo detto siamo in questo splendido palazzo Campagna, c'è qui accanto a me uno storico. Allora, dobbiamo raccontare a chi ci segue le origini di questo palazzo. Tra l'altro vedo che si è cominciata anche una ristrutturazione che è importante perché custodire le proprie radici, poi le radici sono ali, no? Che ci proiettano, anzi lo avete detto tutti in questo incontro, e quindi far sì che questa storia non venga perduta. Che radici ha, dove affonda le radici questa storia? Siamo alla fine del Settecento, qui c'erano i ruderi di un antico castello, e una famiglia borghese del tempo, i Del Gaudio,
demoliscono i ruderi del castello, cavano tutta la pietra che c'è ed erigano questa dimora nobiliare, diciamo, riprendendo nella struttura l'uso che c'è sempre stato a Mendicino della pietra calcarea. Quando vedete il Duomo di Cosenza a Mendicino, tutta la pietra del Duomo di Cosenza viene da questo posto qui, esattamente pochi metri da qui è stata cavata tutta la pietra in cui ci sono i palazzi più belli della città di Cosenza e il Duomo 1222, quindi è una tradizione antichissima quella della pietra a Mendicino, e molti degli edifici del centro storico di Mendicino sono, qua si dice, costruiti sulla chiata, cioè sulla roccia rosa. Non facevano le fondazioni, non c'era bisogno di fondazione, già la fondazione era la pietra di Mendicino. Grazie a Mimmo per questo suo excursus storico, grazie prima a Giampaolo per averci invece raccontato la città dell'accoglienza. Io vorrei entrare nel palazzo, se Massimiliano Fino e Mario Scarpelli me lo consentono, perché vorrei farvi vedere all'interno intanto come è strutturato. Margherita, vieni tu con me in modo da raccontarmi un po', poi ti avvicini. Allora Margherita, all'interno noi vediamo c'è questo ampio ingresso che voi utilizzate anche per le rassegne. Sì, certo, come diceva già il sindaco, come hai già detto tu, cara Rosalba, noi qui facciamo d'estate, quindi cominciando a maggio, finendo poi a settembre, facciamo una bellissima rassegna di libri, appunto libri a palazzo, in cui invitiamo autori famosi, altri meno famosi, ma rigorosamente del territorio, cioè calabresi, perché noi vogliamo far valorizzare i talenti del nostro territorio, così come è giusto che sia. Quindi attraverso anche la letteratura si fanno conoscere posti come questi all'interno, e spero possiate seguirmi. C'è questa bella mostra sulla seta. Lucia, ti puoi avvicinare e mi spieghi anche i telai, mi sembra, no? Questo è un importante allestimento fatto con seta di San Floro, della cooperativa dei ragazzi di San Floro di Miriam Pugliese e Domenico Vivino, e su dei disegni fatti da Lelelo Feudo e con fotografie di Gianni Termine di tutta la Calabria. Questo progetto si chiama I Maccaturi. I Maccaturi è l'altra stanza. Questo è importante perché l'artista Lelelo Feudo l'ha lasciato proprio a Mendicino in maniera permanente, quindi è un allestimento permanente che chi viene può visitare. Certo, vedo che c'è tutta la Calabria, insomma. Sì. Allora, sì. Quindi è proprio seta tessuta in Calabria, fatti su dei telaini e dipinti a mano. Qui invece abbiamo l'interpretazione del maccaturo, il fazzoletto che si usava, fatti da diversi artisti, tra cui John Picking, quello centrale, si vede la donna col maccaturo nero che rappresenta proprio, è un emblema della Calabria, no? Certo, assolutamente sì. Queste mostre restano aperte tutto l'anno per chi volesse venire a visitare? Per chi volesse venire a visitare può contattare il comune e verrà aperta appositamente Palazzo Campagna per poterlo visitare. Sia questo piano dove sono allestite le mostre, sia la parte di sopra dove si possono vedere le stanze che erano abitate dai Campagna fino agli anni '80. Bene, allora c'è il sindaco. Sindaco, secondo lei possiamo fare un viaggio nelle stanze di questo palazzo, far vedere in anteprima, no? Perché mi pare che è la prima volta che le telecamere entrano in questo palazzo, far vedere le stanze, perché voi lo avevamo anticipato, c'è stata un primo intervento su questo palazzo, però insomma c'è bisogno ancora di ulteriore cura perché si riporti all'antico splendore. Sì, speriamo anche su questo di ottenere i fondi dalla Regione, dal Ministero, per poter intervenire e renderlo ancora più bello, riportarlo alla sua essenziale bellezza, perché oltre a ospitare questa mostra dei Maccaturi ospita anche la mostra della Via della Seta che ora vedrete, che è una mostra che abbiamo realizzato all'interno di un workshop che abbiamo fatto 2 anni fa a Radicamenti con ragazzi artisti provenienti da tutta Italia.
Certo, e allora vediamo se riusciamo intanto a vedere la mostra sulla Via della Seta che è dall'altra parte, così ci muoviamo. So di aver un po' sconvolto i nostri operatori e poi non è facile muoversi perché non c'è un pavimento. L'assessore al turismo, allora intanto ecco ci sono degli strumenti che è possibile vedere, mi sembra di capire che è un antico telaio. Sì, questo è un antico telaio che teniamo appunto qui, anche se so che voi oggi siete stati nel nostro Museo Dinamico della Seta e lì penso che avete potuto vedere, come diceva prima Lucia, qualcosa di unico, perché noi appunto stiamo puntando, grazie al sindaco Antonio Palermo, che da sempre ci ha creduto proprio nel far sì che Mendicino sia vivibile, non solo dai mendicinesi, perché è giusto che chi è parte di un borgo lo viva, e noi stiamo cercando di far sì che diventi il migliore borgo possibile, però anche attrarre da fuori, quindi tante persone che possono venire ad ammirare il nostro borgo dalle città vicine, ma anche da tutta la Calabria, perché noi riteniamo che ci sia molto da offrire, tant'è che da un po' siamo anche uno dei pochi calabresi che fanno parte dell'Associazione Borghi Autentici d'Italia, con la quale collaboriamo, e quindi anche questa sinergia tra tutti i borghi d'Italia fa sì che ci dà anche lo spunto per poter realizzare qualcosa di sempre più bello. Già da ora infatti stiamo partendo per il prossimo 27 settembre, dove ci sarà la giornata nazionale dei borghi autentici, a cui noi appunto parteciperemo, e insieme quindi a tutte le associazioni che avete visto e al teatro faremo sì che tante persone possano venire nel nostro borgo e ammirarne le bellezze e le potenzialità che giorno dopo giorno crescono sempre, grazie anche al lavoro di squadra che facciamo con tutta l'amministrazione, quindi con Margherita, gli assessori, il Presidente del Consiglio e il nostro sindaco, che ovviamente ci guida e ci dà sempre tante idee, perché è lui quello che poi ha sempre tante idee, ci dice, ci pungola sempre affinché si possa migliorare e si possa crescere. Quanto è faticoso, sindaco, e vediamo se riusciamo a salire, forse è più complicato, mi sa che non riusciamo a salire, però vediamo un po' come poter fare per poi magari vederlo in altre occasioni, il piano superiore del palazzo. Forse anche la luce non ci consente di farvi vedere appieno la bellezza di questo palazzo, e quindi ci riserviamo di farvelo vedere magari in un'altra occasione. Dicevo, quanta fatica c'è per appunto riportare la gente nel centro storico, far sì che le persone ci credano in questa che mi sembra un'avventura al momento sposata da tanti, però ecco, non basta. La fatica è stata tanta in questi 5 anni e mezzo, però personalmente l'ho affrontata con grande entusiasmo, perché ho sempre pensato che, anche se Mendicino è una città grande di 10.000 abitanti alle porte di Cosenza, dove vivono tanti che hanno deciso di venire a stare a Mendicino per uscire dal traffico dell'area urbana, ho pensato che il nostro borgo era il nostro valore aggiunto, il luogo più bello, il luogo della storia e della tradizione, ed era questo luogo su cui andavano puntate tutte le attenzioni, e quindi è stato un lavoro difficile, perché era più difficile la sfida, ma credo oggi di poter dire che la sfida è vinta. In termini di numeri, lo spopolamento c'è. Quanto contava? Oggi qualche numero, o meglio, un po' di terreno l'abbiamo recuperato? Oggi abbiamo recuperato un po' di terreno con le esperienze che avete raccontato in questa bellissima trasmissione, di cui voglio ringraziare te, il direttore Sabato, la vostra emittente, perché puntare i riflettori, come avete fatto oggi, sulle bellezze dei borghi aiuta tanti di noi a crederci ancora di più, e aiuta anche le persone che pensano che invece nei borghi, come è stato detto prima, la vita è complicata, i servizi non ci sono. Ecco, a Mendicino così non è, e quindi grazie alla vostra emittente mi date l'occasione di dire a tanti altri di venire a vivere nel borgo, se vogliono scegliere una casa, un'abitazione dove venire a stare, di venire a investire nel borgo se hanno un'idea imprenditoriale, perché, ripeto, la questione della detassazione è un valore aggiunto importante, per vivere anche una vita di ritmi diversi dalla frenesia che oggi conosce il mondo occidentale.
occidentale, quindi un insieme di elementi di positività che sono importanti e che spingono tanti a fare in controtendenza una scelta di vita. Grazie, un'ultima intervista. Io volevo farvi sentire anche la voce, no? Di chi, insomma, è sì all'interno dell'amministrazione, però mi piace invece raccontare un aneddoto, o meglio, un aspetto personale. Perché non si decide di andare via da qui? Non si decide di andare via perché il calore umano che troviamo appunto all'interno di un piccolo borgo, certamente insomma, non si può trovare altrove. Certo, bisogna comunque diciamo, contrastare alcuni diciamo, aspetti tipici del meridionalismo. Ma se si superano diciamo, queste difficoltà e si ha quindi il coraggio di rimanere, certamente la qualità della vita è nettamente superiore rispetto diciamo, alla qualità della vita di una grande città. Siamo con il sindaco Antonio Palermo per questo rush finale, abbiamo parlato del problema dei trasporti, lui dice comunque che i collegamenti ci sono, funzionano, bisogna un po' invertire la tendenza e abituarci a utilizzare i mezzi pubblici. In più c'è un importante gemellaggio con Caserta. Sì, una piccola comunità come quella di Mendicino, questo piccolo borgo, grazie ai sogni che abbiamo coltivato in questi anni, è oggi gemellata con la città di Caserta, proprio in linea con il percorso che abbiamo fatto sulla seta, perché come sapete a Caserta c'è il famoso Belvedere di San Leucio e Caserta era la fabbrica tessile più importante che c'era in Europa prima dell'Unità d'Italia, e quindi in questi anni abbiamo messo anche questa ciliegina sulla torta per realizzare questo grande mosaico fatto da tanti pezzettini che oggi grazie a voi siamo riusciti a raccontare. Grazie, grazie al sindaco, grazie a tutti quelli che ci hanno raggiunto qui in questo splendido Palazzo Campagna che vi invito a visitare, e come vi invito a venire a Mendicino e scoprire un mondo che è fatto della seta, di fili che si intrecciano e intrecciano rapporti, di vicoli davvero suggestivi, di accoglienza, insomma un paese che vive l'avventura del rilancio e che ci è davvero fatto piacere, è stato un onore raccontarlo, quindi vi invitiamo a venire qui e a far sì che i nostri piccoli borghi, le ricchezze, il patrimonio della Calabria riescano con il racconto, il narrare, che poi è il nostro mestiere, riescano ad arrivare al cuore di tutti noi.